Buongiorno ragazzi, eccoci qua, dunque ci siamo svegliati, adesso partiamo qui da Castellazzano dove ho soggiornato, o meglio ho pernottato qui al Murales Hotel, cosa veramente fantastica come avete già visto. Sono circa le 6:30, adesso si riparte, ritorniamo in traccia e andiamo praticamente verso Padova per poi tornare a Bassano, poi faremo ovviamente delle tappe intermedie con diciamo delle località intermedie insomma. Il prossimo checkpoint è a Cerea. Io, come dico di solito, non ci resta altro che montare in sella e partire. A dopo, ciao. Sì, dunque siamo tornati in traccia, dovremo fare oggi sui 195, quasi altri 200 km per chiudere questa Veneto Grave Short Lake. Dunque ragazzi, abbiamo fatto i primi 30 km, abbiamo passato Isola della Scala e siamo a Bovolone. Questo è un F104, non a caso questi aerei vi perseguitano, guardate. Siamo al 40° chilometro dopo la partenza di questa mattina, siamo a Cerea e adesso facciamo il penultimo timbro per poi arrivare fino a Bassano, un drittone. Ovviamente faremo le pause pranzo. Allora, qui ho trovato due ragazzi che avevo beccato praticamente. Ciao. Li avevo beccati all'acciuga prima di Piazzola. Il primo timbro li ho beccati adesso qui a Cerea e fatalità, come mi hanno visto, ho detto ciao Andrea. E io sto ancora un po' dormendo francamente, comunque poi li ho riconosciuti anch'io. Bene, e adesso facciamo il timbro e ripartiamo. A dopo, ciao. Ciao. Chilometro da Castellazzano, altra tappa raggiunta, Montagnana. Allora ragazzi, dunque in lontananza si cominciano a vedere i colli uganei che tra un po' dovremo ovviamente percorrerli. Allora, qui a mia sinistra c'è il fiume Gua, ok, che abbiamo anche trovato a Lonigo e il primo giorno, e questo è la ciclabile dell'anello delle città murate. Novantesimo chilometro, siamo arrivati ad Este. Il castello carrarese domina la città di Este. Oggi rimangono la cinta muraria lunga 1 chilometro e le 12 torri.
Il castello fu utilizzato ai fini difensivi per molto tempo. Oggi il castello conserva all'interno dei bellissimi giardini pubblici all'italiana, tra viali, statue settecentesche ed alcune piante secolari, come i cedi del Libano e dell'Himalaya, profumati roseti e uno spettacolare glicine sulla porta secondaria nel lato sud. Abbiamo pranzato qui dentro il castello di Este, bellissimo, fantastico. Adesso ripigliamo la traccia e cominceremo a salire un po' i Colli Euganei, dunque destinazione Arqua Petrarca. Dunque ragazzi, stiamo facendo le prime salite per Arqua Petrarca. Vasti boschi di castagni, noci, faggi, frassini, roveri coprivano i pendii di Arquà, ma erano soprattutto la vite, l'olivo e il mandorlo che contribuivano a creare il suggestivo e tipico paesaggio arquatense. Così Francesco Petrarca descriveva il borgo medievale di Arquà. Qui mi trovo nei pressi del sagrato della chiesa di Santa Maria, dove si nota la tomba di Petrarca realizzata col pregiato marmo rosso di Verona. Siamo arrivati al 100° chilometro e siamo a Arqua Petrarca e mancano ancora altri 100 km per arrivare alla meta. Qui facciamo l'ennesima foto, avete visto già comunque i miei video per quanto riguarda questo borgo antico che è uno tra i più belli in assoluto d'Italia. Bene, ci rimettiamo in sella e andiamo avanti. Ragazzi, dalla serie Il mondo è piccolo, allora qui da Veneto Grave c'è anche Remigio, che siamo amici in Facebook e ovviamente mi segue anche su YouTube. E anche qui alla Veneto E Grave. anche qui alla Veneto Grave. Arrivati al 125° chilometro, siamo a Padova. Andiamo avanti. Usciti dalla labirintica Padova, complimenti al tracciatore perché è stata veramente un'impresa. In più in concomitanza con la maratona è stato un po', diciamo, fare uno slalom fra i pedoni, è stato un po' un casino, comunque dai. Bene, usciti da Padova, adesso andiamo verso Campo San Piero. Allora ragazzi, arrivati a Campo San Piero mi mancano 42 km per chiudere il giro. Dai che manca poco, dai che manca poco. Dunque siamo arrivati a Castelfranco Veneto e adesso prendiamo Sentiero dei Zelini e poi non ci manca tanto per arrivare a Bassano del Grappa. Ragazzi, non ci posso credere. Allora, ieri siamo partiti da quel punto lì e oggi, dopo 400 km, siamo arrivati di qua. Fantastico, dai che ci manca solo poco. Arrivati
Qui abbiamo Mauro Righetto e Marco Montin, che anche loro hanno fatto la lake, ok? E niente, se vi ricordate bene, loro sono sempre di Spirito Gravel e domenica siamo a Chioggia, tutti e tre, compreso il signor Tomaello, presidente Tomaello. E vabbè, e basta, dai, ci vediamo domenica. Ciao. Ciao. Abbiamo finito questa Veneto Gravel. Allora, io con diciamo un tragitto aggiuntivo per l'hotel ho fatto 412 km. Vabbè, ci ho messo ovviamente i 2 giorni, sono partito ieri, sono arrivato adesso verso le 17:30 circa. È stato veramente fantastico, mi sono divertito un sacco. Alla prossima avventura, ciao!